Bagnanti in piscina e clienti al centro benessere in barba alle disposizioni del DPCM. Così il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Hotel Sollievo. Tutti gli ospiti dovranno lasciare la struttura entro 48 ore, le piscine dovranno essere svuotate e gli ambienti sanificati. L'ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid che già in aprile avevano portato alla sospensione per 5 giorni dell'attività dell'Hotel Sollievo. Ovviamente la salute in questo momento storico viene prima di tutto e certi comportamenti purtroppo non mi hanno lasciato alternative a questa azione, perché partiamo da un presupposto che il possibile sviluppo di contagi in un albergo termale avrebbe degli effetti devastanti per tutto il settore e per tutto il territorio e questo non possiamo permettercelo. Quindi invito tutti alla responsabilità anche perché questa ordinanza è stata firmata dopo la constatazione di ripetute violazioni delle norme anti-Covid. Il 3 maggio i carabinieri di Montegrotto e Abano si sono nuovamente ripresentati in albergo e questa volta hanno trovato persone all'interno della struttura senza una valida ragione di cura o di altro tipo e hanno verificato che diversi lavoratori svolgevano le loro attività senza mascherina a distanza ravvicinata e per questo sono stati denunciati assieme all'amministratore unico della società. Il territorio si sta comportando bene, i nostri imprenditori stanno seguendo alla lettera tutte le normative. In questo caso purtroppo ho dovuto fare una cosa che mai mi sarei aspettato di fare.